stato un anno positivo e posso affermare con un bilancio positivo, perché si sono svolte diverse manifestazioni, diversi incontri, diverse realtà e oggi vogliamo ripartire appunto da qui, dalla Borsa Internazionale del Turismo, che è un momento importante e fondamentale di visibilità. Il progetto delle Vie del Cibo e della Lunga Vita è un progetto al quale ha creduto la SMAP, nella persona innanzitutto del suo presidente, che è l'onorevole Giovanni Panepinto, ma che è stato sposato dai sindaci della SMAP e dell'intero territorio, dall'amministrazione che supportano i sindaci, ma anche dalle intere comunità, dai ristoratori, dagli istituti superiori, perché questo progetto consente di dare visibilità al territorio ed evidenziare il fatto che nei nostri territori ci sono diversi centenari, e se ci sono diversi centenari questo è innanzitutto un sintomo positivo, perché vuol dire che si sta bene, vuol dire che è un cibo di altissima qualità. È anche l'occasione per invitare tutti coloro i quali ci stanno ascoltando che questa parte del territorio della regione siciliana, che riguarda appunto la SMAP, le aree interne, che abbraccia diverse province, non soltanto quella di Agrigento ma anche gran parte di quella di Palermo, vuol dire venite nelle nostre zone, trasferitevi, e ci sono le condizioni per stare bene, per vivere bene e per progredire.